Non ci ha ancora lasciato, ma speriamo ci lasci presto. Iniziava così il volantino simile ad un epitaffio appeso tra le epigrafi nelle bacheche del comune di Altavilla Vicentina. Un violento attacco personale diretto a Cristina Floriani, il segretario comunale, costellato di pesanti minacce e allusioni sessiste. Il municipio, nella sala consigliare, i rappresentanti di tutte le forze politiche comunali e i sindaci dei comuni limitrofi hanno voluto esprimere vicinanza e solidarietà alla diretta interessata, non solo a titolo personale, ma soprattutto per l'attacco inaccettabile ad una figura istituzionale garante della legalità delle procedure burocratiche in ogni comune. Sono ovviamente molto rappressato dall'accaduto, non ritengo di dover commentare il contenuto del volantino medico dell'epigrafe che è stata fissa in giro per il paese, e la cosa che posso fare è continuare a fare il mio lavoro con serietà e professionalità. Il sindaco ha immediatamente informato dell'accaduto il prefetto, che ha convocato il comitato provinciale per l'ordine alla sicurezza pubblica. Indispensabile la risposta unitaria e la condanna di tutte le istituzioni. Il prefetto si è detto assolutamente indignato per questa situazione e che non tollererà cose di questo tipo, anche perché è stata effettivamente attaccata l'istituzione. Nel nord Italia non succede questo, di solito succede da un'altra parte, però purtroppo, ahimè, è successo anche qui. Se questo vuole essere comunque un messaggio per intimorire il segretario, per intimorire l'amministrazione, hanno proprio sbagliato, perché non ci intimorisce affatto, anzi ci convince sempre di più che siamo sulla strada giusta. Io non mi sarei mai aspettato un attacco del genere a un segretario. Come ho detto prima, anche un attacco politico ci sta tra maggioranza e minoranza, ma attaccare il segretario questo no. Mi fa venire alla mente un anno fa che anch'io ho avuto delle minacce di morte addirittura, ma dato che credo molto nelle istituzioni e nella legalità, ho chiesto l'intervento dei carabinieri e devo dire la verità, sono stati tempestivi, hanno dimostrato la loro efficienza. Sono attualmente in corso le indagini. I carabinieri stanno esaminando in particolare le immagini del sistema di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili.